Allora, continuiamo con i lunedì dell'architettura che sono diventati mercoledì, perché oggi è mercoledì, ma quindi doppiamente grazie di essere qua. La volta prossima concluderemo il ciclo, sarà lunedì, e cominceremo mezz'ora più tardi, cominceremo alle 6. Prima è previsto un incontro legato al programma scuola e lavoro. Oggi devo fare una premessa abbastanza lunga e noiosa, ma è necessaria. Pensavo di farla all'inizio di questo miniciclo dedicato all'età contemporanea, ma in fondo il tema del teatro aveva la possibilità di farci passare, transitare da un'età all'altra. Abbiamo visto che in realtà il tema del teatro d'opera è un tema che lentamente evolve verso un modello. Oggi dobbiamo parlare del municipio o comune e quindi di un tema completamente nuovo, di un oggetto, di un edificio, di una funzione che nasce dal nulla, nel caso italiano portato dall'amministrazione napoleonica, non così dappertutto come vedremo. La premessa consiste nel riferirsi al passaggio dall'età moderna all'età contemporanea, tra l'Ancien Régime e l'età contemporanea, che in effetti, come vedremo, rappresenta una cesura forte. Lo sappiamo bene noi che stiamo a Venezia, questa cesura coincide con la caduta della Repubblica di Venezia a maggio del 1797, ma porta con sé tutta una serie di conseguenze che si riflettono sulla struttura di alcuni edifici. Alcuni edifici sono edifici, diciamo, che esistevano anche prima, ereditati dall'Ancien Régime, ma che cambiano completamente di significato e di gestione. La volta scorsa abbiamo visto l'esempio dei teatri di corte, Hoftheater, come si chiamano in Germania, in Austria, teatri che erano nati per essere al servizio di una corte principesca e che diventano invece teatri per tutti, dove basta pagare un biglietto per entrare. Ma prima di tutto a sancire il passaggio dall'età moderna all'età contemporanea c'è quello che alcuni storici hanno chiamato l'eclissi del sacro, la perdita da parte della Chiesa, da parte delle istituzioni religiose, non tanto diciamo di uno spazio che continua ad esserci nell'ambito della spiritualità, dell'individualità di ciascuno nei confronti del sacro, quanto nella gestione di una serie di servizi che per lungo tempo, anzi in molti casi fin dall'inizio, erano stati demandati non tanto alla Chiesa ma ad una serie di ordini religiosi. Pensiamo soprattutto a due filoni, l'istruzione e l'assistenza sanitaria. Fino alla fine del Settecento, a parte i pochi privilegiati che potevano permettersi di avere un aio in casa, un educatore stipendiato per seguire il rampollo di buona famiglia, ma ad esempio la classe dirigente, i figli della classe dirigente trovavano nei gesuiti i grandi educatori. È vero che, come voi sapete, l'ordine dei gesuiti viene sciolto prima della fine del Settecento, negli anni 70 del Settecento, ma continuano però alcune istituzioni religiose ad avere un ruolo primario nell'educazione. Ma pensiamo all'assistenza sanitaria, dove il tema, la funzione era stata da sempre demandata agli ordini religiosi, alcuni ordini nati esclusivamente per servire nel settore dell'assistenza. E in questi due campi, l'assistenza sanitaria e l'istruzione, assistiamo all'entrata in campo, lasciatemi dire questa espressione non bellissima, della mano pubblica, dello Stato, ma più spesso del municipio, di questo nuovo soggetto che era nato, si era modellato nella Francia del secondo Settecento, soprattutto come ramificazione locale del potere centrale. E vedremo tra poco come l'architettura registri molto bene questa continuità tra il potere locale, che in realtà non era potere, era semplicemente un'istanza amministrativa, e lo Stato centrale. L'architettura è la stessa, gli architetti sono gli stessi. Ma non c'è soltanto l'intervento del nuovo soggetto in una serie di servizi. Il nuovo soggetto, la municipalità, così la chiamano i francesi prendendo il nome dal latino, municipium,
era una casa, il municipium era un'emanazione del potere centrale, non c'era ancora l'idea in età romana di un'istanza elettiva collocata localmente. La municipalità assume anche in altri settori compiti che erano della Chiesa, ad esempio il controllo sul dato anagrafico, demografico. Già usando il termine anagrafico uso un termine nuovo che viene introdotto con le municipalità. I municipi hanno il compito di conservare il registro delle nascite, dei morti e di chi si sposa, compito che fino a quel momento era nelle mani dei sacerdoti. Continueranno, i sacerdoti ancora oggi registrano i nomi delle persone a cui viene somministrato il battesimo, il matrimonio e l'estrema unzione, 3 sacramenti che coincidono con 3 fasi fondamentali della vita di un individuo. Continuano i registri parrocchiali che fino a quel momento sono stati l'unica fonte per avere dati sulla popolazione, ma subentra il comune con l'anagrafe. L'anagrafe è un registro dove si tiene conto della popolazione, ma mano a mano che si procede nel tempo questi registri diventano sempre più articolati, sempre più specifici. Prima ci si accontenta del mero dato demografico, poi si cominceranno a introdurre dati sul reddito, lo stato di famiglia, tutta una serie di varianti che renderanno l'anagrafe un punto molto importante della nuova amministrazione municipale. L'anagrafe è insieme con i napoleonici, nel caso dell'Italia del Nord, almeno della parte nord-orientale, entra in gioco un altro importante elenco che è il catasto particellare. Abbiamo fatto una serie di rimandi molto brevi al catasto descrittivo, forse no, non mi ricordo, no, forse no. I catasti, come voi sapete, vengono introdotti quasi dappertutto nel 400, nel XV secolo, nel momento in cui c'è bisogno di pagare gli eserciti professionisti e quindi le tasse, le imposte da fatto sporadico devono diventare un elemento quotidiano, perché gli eserciti vanno pagati tutti i mesi, se non tutte le settimane. Quindi entrano in gioco i catasti, che però sono dei catasti descrittivi, cioè abbiamo delle lunghe descrizioni del bene immobile, la sua consistenza, dove è collocato e finalmente quale reddito produce, che è la cosa fondamentale, perché da lì bisogna espungere una tassa. Bene, i napoleonici entrano in Italia con un nuovo codice, quello che noi chiamiamo codice civile, ma che in origine si chiamava codice napoleonico. Il codice napoleonico rompe una serie di vecchi vincoli che impedivano di fatto di vendere o comprare beni immobili. Per noi oggi è naturale comprare o vendere un bene immobile, ma non lo era fino alla fine del Settecento. I beni immobili restavano nelle mani dei proprietari, potevano essere lasciati tutto al più ad enti religiosi, ed era per quello che gli enti religiosi si trovavano a fine del Settecento in mano gigantesche proprietà attraverso i lasciti, anche per quello, ma non solo per quello. Ma quindi con l'introduzione del codice napoleonico e quindi con la possibilità di vendere e comprare beni immobili occorreva avere uno strumento più agile che non una lunga descrizione. Ci voleva uno strumento topografico, dopo lo vedremo riferito a Venezia, tutta la città viene divisa in piccole particelle, ognuna ha un numero di riferimento che si rifà un lungo elenco, detto il sommarione, dove troviamo il nome del proprietario, il numero di vani, quali attività si svolgono e alla fine il reddito che produce, su cui l'imposizione fiscale. Questo oggi esiste ancora, ma è nelle mani dell'amministrazione fiscale, in origine era nelle mani della municipalità. C'è una specie di interscambio tra l'anagrafe, cioè la tenuta del registro della popolazione, e il registro catastale, il catasto particellare, ovvero il registro dei beni immobili. E poi si produrranno incroci, perché sapendo che il signor Rossi, che ha 3 figli, che è sposato e che abita in quella particella catastale, si compileranno inchieste sempre più complesse, dove si arriverà addirittura a definire la tendenza politica di un'area, non proprio del signor Rossi, ma almeno di quell'area come vota. Si faranno inchieste sanitarie dove il dato sulla morbilità o sulla mortalità sarà topograficamente riferito su quella singola particella.
Ma un terzo elemento, diciamo, che converge verso questa trasformazione dei servizi pubblici e del concetto stesso di servizio pubblico nasce da nuovi dispositivi di legge. La legge introduce nuovi tipi. Il cimitero non c'era prima dell'età napoleonica, si veniva sepolti dentro una chiesa se si era dei personaggi importanti o dei nobili che contribuivano alla gestione della chiesa, o attorno alla chiesa, come ancora vediamo in alcuni cimiteri di montagna. Il cimitero diventa un tipo architettonico con la sua configurazione, almeno questo nei paesi che sono stati soggetti alla dominazione napoleonica. Quando andiamo in Inghilterra, in un paese anglosassone, ci fa specie vedere nei parchi dei cippi collocati un po' alla rinfusa, vedere dei bambini che giocano in mezzo alle tombe. Un altro soggetto, chiamiamolo così, nuovo, che nasce attraverso dei dispositivi di legge è il mattatoio, anche questo legato a norme di carattere igienico-sanitario, e potrei continuare a lungo, ci sono molti elementi che intervengono nel panorama della città ottocentesca. Ma come è possibile ospitare tutta una serie di nuove funzioni, in alcuni casi funzioni che prima erano una cosa che diventano un'altra cosa, in altri casi nuove funzioni? A disposizione di questa nuova mappa di servizi pubblici, in paesi come l'Italia, come la Spagna, come la Francia, ci sono i conventi soppressi, i conventi eliminati progressivamente già a partire dall'età della Repubblica Veneta, intendiamoci, non solo i napoleonici intensificano questo processo, ma comincia molto prima. L'enorme patrimonio di conventi, dopo vedremo una mappa che si riferisce a Venezia, sta lì come possibile referente, come possibile mappa di luoghi dove insediare le nuove funzioni che hanno a che fare con l'assistenza sanitaria, con l'istruzione, con tutta una serie di altre funzioni. La volta prossima parleremo del museo, soprattutto del museo locale, del museo identitario. I musei esistevano anche prima in qualche modo, e vedremo come nel caso italiano quasi ovunque si insedieranno dentro ex conventi. Venezia è una piccola eccezione in questo panorama. Venezia, d'altra parte, è un caso straordinariamente interessante, perché ancora oggi, se ci fate caso, la mappa delle attrezzature pubbliche, la gran parte delle scuole, gli ospedali, gli archivi, sono collocati in ex conventi. In alcuni casi troviamo l'architettura del convento stesso, il quadriportico, in altri casi non resta che la forma quadrata del cortile, ma questo ci fa capire che in origine si trattava di un convento espropriato e divenuto sede di una funzione pubblica. Potrei parlare di molti di questi servizi, ma mi soffermo sul municipio, perché il municipio, secondo me, non soltanto è una funzione nuova, ma anche perché da paese a paese, come cercheremo in breve tempo di dimostrare, assume significati e configurazioni architettoniche molto diverse. Parleremo di 4 casi: la Francia prima di tutto, l'Inghilterra, la Germania e l'Italia. Addirittura vedremo come da paese a paese cambierà nome, e il cambio di nome non è secondario, la dice lunga sul significato. Ecco, questa è la prima immagine, è l'immagine di un registro parrocchiale inglese. Vedete un elenco di nati, di persone coniugate e di morti, persone che cessano. Come si fa ad andare avanti qua? Scusate, ecco. Ma ad esempio, se parliamo dei nuovi servizi pubblici, un caso straordinario è Vienna. Vienna si trovava a disposizione, vedete questa rara foto del 1850, ripresa dalla cima del campanile di Santo Stefano, vedete la città storica in primo piano, in fondo vedete i borghi che sono cresciuti nel frattempo, in mezzo una grande fascia, una fascia libera, che si chiama Glacis,
che nasceva dalla funzione militare difensiva che Vienna aveva avuto tradizionalmente, baluardo contro la potenziale invasione turca, aveva resistito all'assedio turco alla fine del 600, quindi fino a metà dell'Ottocento resta questa fascia larga 800 metri, 700, 800, 900 metri, che sarà riempita dalla Ringstrasse. Ringstrasse vuol dire via dell'anello, ma in realtà non è soltanto un anello viario, è una sequenza di grandi funzioni pubbliche che in gran parte sono funzioni nuove. Già abbiamo fatto un accenno la volta scorsa alla Ringstrasse parlando di 2 teatri che sono collocati lungo la Ringstrasse, ma lungo la Ringstrasse troviamo, qui vediamo un'immagine a volo d'uccello nel momento in cui possiamo dire essere completata, siamo nell'anno 1900, troviamo 2 musei, troviamo il nuovo municipio, troviamo la nuova università, troviamo 2 teatri, un altro museo, sono 3 in tutto e via dicendo. Quindi sembra che grazie all'operazione Ringstrasse Vienna recuperi e collochi una serie di funzioni di alto livello che non sono soltanto tipiche di una città capitale, ad esempio il Palazzo del Parlamento, mi dimenticavo di citare, ma che appartengono a questa specie di riscossa, diciamo, della mano pubblica rispetto ad una serie di servizi che fino a quel momento sono stati o privilegio di pochi nobili, come il museo e la biblioteca, o che erano gestiti da enti religiosi. Dicevo, eclissi del sacro, di cui si parla spesso, ma secondo me va intesa nel senso che la cattedrale e il sagrato perdono quel ruolo di condensatore sociale che hanno avuto nel tempo. Facevamo un riferimento parlando dell'opera al foyer o al ridotto, come si diceva in italiano, perché questo diventa, in molti casi o quasi sempre, il nuovo sagrato, diventa il luogo dove, come dice Marc Fumaroli dice che il teatro, in particolare il foyer del teatro, facendo l'esempio dell'opera, sostituiscano la cattedrale, il sagrato della cattedrale, come luogo d'incontro sociale. Non a caso, lo vedremo anche tra poco, troviamo il teatro dell'opera in una posizione baricentrica, spesso vicino alla stessa cattedrale, di cui in parte riprende il ruolo. Quindi non è tanto l'eclissi del sacro, ma quanto, come dicevo prima, il collocare la dimensione del sacro in una dimensione privata e non più in una dimensione pubblica. Sempre di più la Chiesa perde questo ruolo di fornitore di servizi, per lo più erogati attraverso ordini religiosi. Ma andiamo in Francia, dove nella seconda metà del Settecento si realizzano tutta una serie di bâtiments civils, questa è la parola, bâtiment vuol dire costruzione, civil vuol dire non militare, come la parola ingegnere civile, non vuol dire che è ben educato o che lavora per il comune. Ingegnere civile è un ingegnere non militare che si occupa di costruzioni pubbliche. I francesi, anche attraverso una serie di pubblicazioni, la più famosa è quel Cours d'architecture française di Blondel, che esce nel 1660, troviamo questi grandi progetti di edifici pubblici. Si usa molto la parola hotel, che badate bene non vuol dire albergo. Hotel in francese, sono andato a vedere sul dizionario Robert, significa, accanto a albergo, significa anzi in origine grande edificio destinato a funzioni pubbliche, o nel caso fosse privato si usa il termine hôtel particulier, che è l'equivalente della parola palazzo privato in italiano. E quindi abbiamo non soltanto l'hôtel de ville, che sta a significare l'edificio del comune, ma l'hôtel de poste, l'hôtel de la monnaie, cioè un grande edificio che contiene una funzione pubblica. Quindi questo per dire che c'è una sorta di intercambiabilità nei progetti di Blondel o di Soufflot, di questi grandi architetti francesi che disegnano nel secondo Settecento una serie di edifici pubblici. In alto è una biblioteca, in basso è un ospedale militare, molto simile a quello che poi sarà realizzato con les Invalides sullo sfondo dell'Esplanade. Siamo tra il 1770 e il 1790, diciamo alla vigilia della Rivoluzione francese, ma in questo caso in un'assoluta continuità dal punto di vista architettonico e anche tipologico tra il prima e il dopo. No? Noi pensiamo sempre alla Rivoluzione francese come una grandissima cesura. Lo è, ma non in tutto.
Ecco, oppure questo progetto di Grand Hotel, che non vuol dire un albergo di lusso. Grand Hotel, nell'accezione di Blondel, vuol dire un grande edificio che può contenere una serie di grandi funzioni pubbliche. E se guardiamo poi alle realizzazioni degli Hôtel de Ville, questo è quello di Parigi che fu bruciato nel 1870 dai comunardi, vediamo che in realtà è una sequenza di uffici con un grande ingresso e in qualche caso anche una sala delle feste. C'è la sala delle feste come elemento che in qualche modo anticipa l'idea che noi abbiamo oggi di edificio comunale che ospita uffici ma anche una sala consigliare, no? Se pensiamo a un tipo edilizio, riferendoci al comune, pensiamo a uffici più una sala consigliare. Questa non c'era ancora nella visione francese del secondo Settecento, anche perché non si trattava di un organo elettivo, si trattava, come vi dicevo prima, di una ramificazione in sede locale del potere centrale. E l'architettura è assolutamente indistinguibile. Questo è l'Hôtel de Ville di Lione, costruito in quel periodo, avete due grandi corti con un giardino e sembra di essere a Parigi di fronte a uno dei grandi edifici che viene costruito o attorno alle Place Royale, piazze come Place de la Concorde, Place Vendôme, oppure di fronte a veri e propri edifici pubblici. O guardate il municipio di Tolosa, se non vi dicono, se non vi dicessi che è un municipio, mai pensereste che questo è un municipio costruito nel 1670, c'è una sorta di modello parigino applicato localmente, in questo caso usando il materiale locale che è il laterizio, il mattone a vista. Se andate a Tolosa vedrete che quasi tutto è realizzato con mattoni a vista, o Lille, anche qua, o Marsiglia, cambia la dimensione ma non il tipo di architettura, che si rifà, dicevo, ai grandi trattati francesi del secondo Settecento. Ma anche in una piccola scala, qui siamo a Sedan, vedete una dimensione modesta, ma l'architettura è sempre quella. E si tratta, ripeto, di un grande atrio, di una serie di uffici, in qualche caso di un salone delle feste. Ma veniamo alla fase napoleonica. Allora, abbiamo detto di Venezia. Venezia ha una strana storia, un po' diversa dagli altri centri italiani. Venezia diventa parte del dominio francese nel 1697, maggio, ma per pochissimo tempo, fino all'ottobre, quando viene, dello stesso 1697, quando viene firmato il Trattato di Campo Formio, che assegna all'Austria tutto il nord-est italiano, con uno stranissimo confine che passa per l'Adige. Verona era divisa in due. La parte occidentale apparteneva alla Repubblica Cisalpina, la parte orientale apparteneva ai domini asburgici. Vi dicevo, nel breve tempo però i francesi riescono a insediare una municipalità, tant'è che nei libri di storia questo brevissimo periodo lo vedrete nominare come il periodo della municipalità francese. Poi i francesi torneranno nel 1806, quando nasce l'impero francese e contemporaneamente il Regno d'Italia, e Venezia entra a far parte del Regno d'Italia con capitale Milano. L'unica volta in cui Milano è stata capitale, in tempi relativamente recenti. Ecco, ma vediamo alcune riforme napoleoniche, in concreto. Questo è il catasto particellare di cui vi parlavo prima, introdotto nel 1806 dai napoleonici. Sarà un'operazione lunga, che dura almeno 15 anni, tant'è vero che parliamo di catasto austro-napoleonico, cominciato dai francesi e completato dagli austriaci. Ma vedete la precisione, il livello di chiarezza topografica con cui la città è divisa, è descritta, scusate, e il modo con cui ogni singola particella immobiliare è riconoscibile. Vedete, ci sono dei numerini che si riferiscono a quell'elenco di cui vi parlavo prima. Ecco, questo è uno dei compiti del municipio, insieme alla tenuta del registro anagrafico. Questa mappa è fantastica, l'ha pubblicata Gian Domenico Romanelli nel libro Venezia 800, che vi consiglio di leggere, di conoscere. Secondo Gian Domenico Romanelli, ma assolutamente credibile quello che lui dice, corrisponde alla mappa che l'architetto di Stato, i francesi dove arrivavano nominavano un architetto di Stato che rispondeva direttamente al principe, in questo caso a Napoleone. Napoleone arriva a Venezia nel
nel novembre del 1807, comincia a lamentarsi perché a Venezia manca una passeggiata, manca una piazza d'armi, manca questo, manca quell'altro. Se volete, il processo di omologazione, chiamiamola così, di Venezia comincia con questa visita di Napoleone e con le sue lamentele, perché poi ad ogni lamentela corrisponderà un progetto, ma nel novembre del 1807 l'architetto di Stato Gian Antonio Selva si presenta con una mappa, questa, dove ha sottolineato i beni religiosi. Questa è una delle mappe che aveva portato a Napoleone. Quindi cominciano a ragionare con Napoleone stesso su dove collocare le diverse funzioni che appunto una città degna di questo nome deve avere. L'ospedale, il liceo nazionale, l'archivio di Stato, l'ufficio delle imposte, eccetera, eccetera. E ognuno, tranne la municipalità, come vedremo, trova posto in una di queste caselle. Ma lasciamo Venezia da parte, ne parleremo ancora e cominciamo questo giro per l'Europa. Allora, anche in Inghilterra ha una storia diversa, come voi sapete, non c'è la cesura napoleonica, in Inghilterra tutto è nel nome della continuità, e però anche in Inghilterra, in un periodo molto più lungo, diciamo tra il 1790 e il 1850, nascono i municipi, che hanno vari nomi. Allora, City Hall è l'edificio o Town Hall che contiene gli uffici municipali e una sala consigliare, sala delle feste, sala consigliare, come vedremo. Ma il nome che viene dato all'entità amministrativa è diversa, qualche volta Township o più spesso City Council, il nome che oggi voi trovate regolarmente se andate in Gran Bretagna, perché se andiamo negli Stati Uniti è ancora diverso, è City Council. City Council che dà origine a un tema particolarmente valorizzato nelle città che hanno poca storia. Ecco, lasciatemi formulare questa espressione poco carina, ma che rende l'idea. L'Inghilterra ha assistito a uno straordinario sviluppo di alcune città che sono praticamente nate dal nulla. La più famosa è Manchester, che diventa l'icona della prima rivoluzione industriale. Pensate, passa da 20.000 abitanti nel 1680 a 550.000 60 anni dopo. Un'altra è Leeds, che vediamo qua, città cresciute dal nulla e che trovano nell'edificio municipale una sorta di consacrazione del ruolo di città che hanno ottenuto nel frattempo. Non c'è una grande cattedrale, o se c'è viene costruita dopo, e quindi il municipio, City Hall o Town Hall, assolve a questa funzione di edificio rappresentativo della città. E non è più soltanto una mera funzione amministrativa, in Inghilterra diventa un luogo di riferimento per la città intera. Questo è il municipio di Leeds, nella prima versione, occupa un grande lotto pentagonale che vedete qua, e qui siamo negli anni 50 dell'Ottocento, nasce questa idea di un edificio associato ad una torre. Troveremo sempre in Inghilterra e anche in Germania, quasi come elemento segnaletico, una torre che svetta, quasi a voler rimpiazzare quella cattedrale che non c'è stata, perché la città non ha un passato di città medievale o di città importante nell'età moderna, quindi questo viene a supplire. Ecco, questa è un'immagine recente, vedete un grande edificio, e già capiamo da questa immagine aerea come l'edificio funziona. Abbiamo un edificio a forma di C, che contiene quello che corre attorno all'isolato e contiene gli uffici, e al centro c'è la sala consigliare, quella che noi in italiano chiameremo sala consigliare, che ha un ruolo dominante, vedete, è un pezzo importante del complesso. Ecco, qui vediamo una pianta, vedete gli uffici che corrono attorno, vediamo una serie di sale consigliari minori che saranno solo in parte realizzate, e vedete un grande spazio all'interno che viene chiamata Great Hall. Già il municipio si chiama Hall, City Hall, ma la Great Hall è quella che contraddistingue questo spazio. E guardate lo scalone d'accesso e l'ingresso che ci ricorda i grandi foyer dei teatri d'opera, come abbiamo visto la volta scorsa, a partire dall'Opéra parigina. Gli inglesi già da allora
usano questo spazio come un vero spazio pubblico. Questo è il prospetto anteriore sotto la cerimonia di inaugurazione, dove interviene la stessa regina Vittoria, quindi non è un affare di poco conto se la regina stessa va a inaugurarlo, e a destra vediamo alcuni dettagli del disegno che ci rivela questa estrema cura con cui l'edificio viene progettato. Addirittura in un libro molto noto per chi si occupa di storia della città, che si chiama Victorian City, di un autore che si chiama Asa Briggs, che è diviso in capitoli, ogni capitolo dedicato a una città. Il capitolo dedicato a Leeds si chiama A Case of Municipal Pride e parla del municipio. Il municipio come manifestazione, come concretizzazione di questa aspirazione di Leeds ad essere città. Ecco, qui vediamo la Great Hall, che è una via di mezzo tra una sede del Parlamento e un edificio religioso, ma c'è anche un po' di teatro dell'opera. Questo è un luogo dove a Leeds si fa di tutto, come vedete già da queste immagini, si fanno concerti, in qualche caso prosa, anche dell'opera, si affitta per feste. Ad esempio, cercando immagini in internet mi sono accorto che tutti questi municipi hanno un numero di telefono che permette di affittare questa grande sala. C'è anche il tariffario, se volete poi vi dico quanto costa, se volete fare una festa di compleanno a Leeds o a Liverpool. Ecco, ma c'è una trasmissione in Gran Bretagna di grande successo che si chiama Question Time. Question Time è un'antica e consolidata abitudine del Parlamento inglese di dedicare un pomeriggio alle domande che i deputati o i lord della Camera Alta rivolgono ai ministri o ai sottosegretari. Avevano tentato anche in Italia, ci sarebbe anche in Italia, ma credo che questa buona abitudine sia stata quasi abbandonata. Mi ricordo il Solo Amato che veniva tutti i mercoledì pomeriggio a rispondere alle domande ai deputati. Bene, questo rapporto tra la domanda che viene dal pubblico e il rappresentante del governo viene replicata nei maggiori municipi, una volta alla settimana, tra il pubblico che siede al posto dei deputati, diciamo così, e il politico di turno. A volte uno, a volte sono più di uno. Ultimamente si è parlato, come potete immaginare, molto della Brexit in Question Time. Mi pare, mercoledì la BBC trasmette questa trasmissione molto seguita da una sede comunale diversa. Non può farlo in Parlamento, lo fa in una sede comunale a riprova di questo legame che c'è tra il Parlamento inglese e i grandi municipi. Già in passato era successo durante la guerra, ad esempio, che di fronte ai bombardamenti a cui Londra era esposta, il Parlamento si era spostato in grandi edifici municipali, dove la sala del Consiglio era degna di ospitare il Parlamento. Quindi adesso andare a vedere dove si tengono le trasmissioni Question Time della BBC è un modo per capire quali sono i municipi di serie A e i municipi di serie B, soprattutto per quello che riguarda la dimensione e la qualità della sala centrale. Ci sono 1000 stili, qui siamo a Dewsbury, siamo nel nord, sempre vicino a York, e in qualche caso si imita la Francia. Questo sembra un hotel de ville francese in una dimensione un po' più piccola. Vedete, c'è sempre la torre, c'è sempre un ingresso particolarmente sottolineato. Ecco, ve la mostro anche perché è molto esemplificativa di questo rapporto che c'è tra gli uffici e una grande Great Hall. Scusate se ripeto la parola. Great Hall che serve per 1000 cose. Qui vediamo un pianoforte, hanno realizzato un concerto, addirittura vedete una festa da ballo con utenti non di età giovanissima, chiaramente qualcosa che è stato affittato da qualcuno. E vediamo forse il caso più noto in Inghilterra, quello di Manchester. Manchester aveva un modesto municipio, altra città nata dal nulla, anzi forse quella che più di tutti soffre di questa idea di essere una sorta di nouveau riche, di parvenu nel panorama delle città inglesi. Prima c'è un generico edificio neoclassico costruito negli anni 30 che viene sostituito negli anni 60 dopo un grande concorso nazionale, da questo grande edificio neomedievale
dove vince un architetto che si chiama Waterhouse, che avrà molto successo, realizzerà a Londra molti edifici, tra cui il Museo di Storia Naturale e tanti altri. E qui, lasciatemelo dire, c'è una sorta di voglia di cattedrale che non c'è. Questo grande edificio municipale veramente rimpiazza quella cattedrale che a Manchester non c'è o c'è in dimensioni ridottissime. Questi sono i dettagli, molti dettagli che Waterhouse disegna per il Palazzo Municipale, una vera opera d'arte totale, dove tutto è veramente disegnato dall'architetto, dalle maniglie fino al complesso. Ecco, qui vediamo un'immagine complessiva, vedete è un edificio a forma di triangolo che poi è dovuto moltiplicarsi, guardate a destra c'è l'espansione del municipio di Manchester, c'è la torre e c'è una grande sala centrale, anzi la sala centrale è l'elemento, il cuore del municipio, vediamo dalla pianta qua, vedete questa sorta di triangolo con una sala centrale che libera su tutti e due i lati, vuole il più possibile imitare un edificio religioso. Guardate qua, potendo avere una doppia esposizione, ha una serie di vetrate laterali che ci ricordano veramente uno spazio destinato al sacro. E vedete come qua lo spazio delle Great Hall sia rappresentato o vuoto, privo di sedie, oppure durante diverse destinazioni. È più difficile trovare un'immagine che ci ricorda lo svolgimento di un consiglio comunale. Ecco, vedete, sono immagini della Great Hall del municipio di Manchester che veramente ci ricordano, ci ridanno le caratteristiche di un edificio religioso. In più, per accreditare quei quarti di nobiltà che Manchester non ha, per accreditare una storia medievale, viene chiamato un pittore di grosso calibro come Maddox Brown per illustrare lungo tutte le pareti laterali, vedete, sì, si vedono, credo che siano 8 o 10 pannelli, legati a improbabili episodi della storia medievale che si sono svolti a Manchester. Non potrebbe essere più chiaro di così l'idea di accreditare una storia, una tradizione che in realtà non c'è e che il municipio, l'edificio municipale viene chiamato un po' a raccontare questa storia. Ecco, anche il municipio di Manchester è spesso toccato da question time, a riprova che si tratta di un municipio di prima classe. Ma cambiamo paese, arriviamo a Vienna. Lungo la Ringstrasse viene costruito forse il più grande municipio di quel tempo. Municipio per il quale viene chiamato un architetto che si chiama Friedrich Schmidt, dopo vedrete il nome, il quale era l'architetto della cattedrale di Colonia. Cosa vuol dire? Detto così sembra una fregnaccia, quanti fabbricieri, quanti proti ci sono sparsi per lì. No, nel caso della Germania, la cattedrale di Colonia, la non finita cattedrale di Colonia, rappresenta una sorta di simbolo nazionale. Lo stesso Goethe aveva detto, così come la nazione tedesca non è riuscita a compiere il processo di unità, altrettanto la cattedrale di Colonia è non finita e quindi è lo specchio di una nazione che non è riuscita fino al 1870 ad unificarsi. E per tradizione il responsabile del cantiere della cattedrale di Colonia è il primo architetto del paese. E non a caso Friedrich Schmidt viene chiamato, come vedremo, ad incarichi molto importanti, non soltanto il municipio di Vienna, ma una serie di altri municipi. Schmidt è un architetto medievalista, pensa che il Medioevo sia stato un'età d'oro, che tutto deve parlare il linguaggio del Medioevo, anche funzioni nuove come il municipio. Naturalmente c'era un municipio a Vienna, un piccolo municipio, che stava nel centro storico. Qui viene spacciato per un edificio neogotico, ma in realtà non è vero. Se lo andiamo ad analizzare attentamente troviamo 10.000 elementi, i più spuri, proto-rinascimento veneziano, elementi romanici, elementi gotici, ma le definizioni stilistiche ci interessa poco, francamente. È meglio andare alla sostanza. Anche qui vediamo una torre, no, che la caratterizza, vediamo una divisione in cortili, sono 4 per la verità, e guardate a sinistra, non è una bella immagine ma l'ho trovato di meglio, siamo lungo la Ringstrasse
ed è una sorta di snodo dove troviamo di fronte l'Hoftheater di Semper, di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Qui si vede il laser, se lo adopero. Lo vedete? Sì. Ecco, vedete, questo è il municipio, questo è l'Hoftheater, questa è l'università e questo è il Palazzo del Parlamento. Quindi sono tutte o funzioni nuove o funzioni che hanno cambiato di segno o si sono allargate ad un pubblico più vasto, come il teatro e l'università. Friedrich Schmidt usa grandissima cura nel disegno di questo edificio, che è realizzato tra il 1869 e l'inizio degli anni 80 dell'Ottocento. Ecco, vedete, Friedrich Schmidt, il quale è ricordato nella strada a lui dedicata a Vienna come l'architetto della cattedrale di Colonia, Dombaumeister, e costruttore del municipio di Vienna. E già parlando del mondo tedesco introduciamo delle parole che evocano il Medioevo, e qua veniamo ad un punto importante. Non soltanto l'architettura, ma il nome stesso evoca il Medioevo. Rathaus era, in teoria vuol dire casa del consiglio, ma era il nome con cui nel Medioevo venivano chiamati i palazzi del popolo, i palazzi dove le comunità locali si riunivano e gestivano il potere. Un'altra parola che viene usata in tedesco è Gemeinde, anche questo ricorda l'età medievale. Ma guardate la tomba che si disegna lo stesso Schmidt, il quale si definisce un tagliatore di pietra. Qui giace, qui riposa Friedrich Schmidt, tagliatore di pietra. Ecco la cattedrale di Colonia non finita. Naturalmente dopo l'unità tedesca uno dei primi atti che l'imperatore firma è il finanziamento perché sia completata la cattedrale che viene inaugurata dall'imperatore stesso nel 1885, a riprova del valore politico più che religioso che questo edificio riveste nell'intero contesto tedesco. E qui vediamo la pianta, vedete, una grande pianta con un enorme atrio, vedete, che viene usato anche come luogo delle feste, cioè, la sala delle feste, che viene ancora oggi usata per concerti e mille cose, sta sopra l'enorme atrio. Questo è il primo piano. Poi c'è, vedete sullo sfondo, la sala consigliare, che è poca cosa. Si capisce che in questo caso, a differenza dell'Inghilterra, funziona soprattutto per ospitare i consigli comunali. E una esplosione degli uffici. Mi dimenticavo di dire, anzi mi ero interrotto, che i compiti che vengono dati ai municipi sono tanti, non soltanto il controllo della popolazione, del patrimonio immobiliare, ma compiti di decoro, di polizia, e questo in qualche modo avveniva anche prima, ma soprattutto in un campo completamente nuovo, quello dei lavori pubblici. Il comune, come lo chiamiamo noi, o municipio, assume un ruolo fondamentale nella politica dei lavori pubblici, cosa che minimamente esisteva prima. E queste sono immagini a sinistra della sala consigliare, non particolarmente grande, e invece vedete la grande dimensione dell'atrio e sopra della sala delle feste. Quindi rispetto all'Inghilterra quelle due funzioni sono divise in due ambiti diversi, però il Palazzo Municipale continua a mantenere questo ruolo di luogo a servizio della comunità, non soltanto per gli incontri tra i consiglieri comunali. Questo è il centro, quella specie di monumento in maiolica che vedete, è la parte, rappresenta il fulcro della sala delle feste, quasi a dire che più importante la sala delle feste è la sala consigliare. Ecco, vedete la sala delle feste che sta sopra l'ingresso, un enorme spazio, anche qui usato nei modi più diversi. L'atrio, c'è una specie di megalomania in questo progetto, e qui vediamo il cortile, un'immagine del cortile. Ecco, lo vediamo nel contesto viennese, quindi utilizziamo il laser. Questa è la Ringstrasse, vediamo se... Questa è la Ringstrasse, la strada vera e propria, questo è l'Hoftheater, questo è il municipio, il Palazzo del Parlamento e l'università. È uno dei fulcri della Ringstrasse di Vienna. Pensate che prima del 1865 non c'era nulla tra, diciamo, questa parte e la parte storica di Vienna.
un'ultima immagine del palazzo Rathaus di Vienna, no. E qui veniamo a Monaco e qui apriamo un nuovo capitolo che nell'Italia del Nord diventa dominante. I falsi storici. L'idea di accreditare una continuità che non c'è tra nuove istituzioni e il comune medievale. I comuni medievali avevano avuto una gloriosa stagione nell'Italia centro-settentrionale. Tradizionalmente si prende la linea che va da Viterbo ad Ascoli Piceno come confine meridionale della civiltà comunale. I comuni avevano avuto una splendida stagione che però era durata poco. Già nel 1300, come tutti voi ricordate, sostituita dalle signorie, è un fenomeno che tocca tutte le città italiane, quasi contemporaneamente, e che normalmente sposta il baricentro politico della città. Pensate a Padova, no? Piazza delle Erbe, Piazza della Frutta sono il centro della vita comunale, con il salone in mezzo. Con la signoria dei da Carrara tutto si sposta nel cosiddetto Castello Carrarese, quello dove oggi sono le facoltà umanistiche dell'Università di Padova. Pensate addirittura a Venezia, pur nella continuità politica, il baricentro politico di Venezia nell'età comunale era stato a Rialto, tutte le istituzioni pubbliche erano a Rialto. Nel 300 e soprattutto nel 400 tutto si sposta verso Piazza San Marco. Le procuratie vecchie, quelle che chiamiamo procuratie vecchie, diventano il luogo fondamentale del governo della Serenissima. Ma nell'Ottocento, soprattutto paesi come la Germania e l'Italia, che hanno avuto una forte tradizione comunale, rivendicano o si inventano questa continuità tra l'oggi e il Medioevo. In italiano poi questo è particolarmente evidente nella parola, cioè si prende la parola comune. La parola comune, se ci pensiamo bene, in italiano è estremamente ambigua, perché al tempo stesso indica l'istituzione, la funzione e l'edificio stesso. Questo avviene solo in italiano, perché ad esempio il francese ha la parola commune, ma bisogna dire pensando all'istituzione politica, alla fase politica, dobbiamo dire commune libre, commune indépendante, non possiamo usare solo la parola comune, in italiano sì. E questo alimenta questo equivoco, cioè che il comune sia sempre stato lì, che non sia mai cessato e che non si fa altro che dare una riverniciata ad edifici che in realtà sono sempre esistiti. Sì, ci sono esempi di continuità, pensate a Roma. Perché a Roma il comune è sul Campidoglio? Il comune corrisponde al vecchio palazzo senatorio dell'età romana, ma palazzo senatorio vuol dire che è il palazzo delle famiglie più in vista. Questa funzione rimane anche nell'età moderna, le famiglie più in vista di Roma hanno un seggio nel Senato, che però ha perso qualsiasi funzione, credo che si occupasse di pochissimo, decoro urbano e polizia urbana, per riferirci a termini. Ma, come ho detto, Roma non era un comune, non ha avuto una storia di città comunale. In città come Monaco c'è una totale rottura, cioè si inventa questo nuovo municipio, è lo stesso Friedrich Schmidt a disegnarlo, in Marienplatz, nel centro, quello che era il centro medievale della città, dove esisteva un piccolo edificio, aveva resistito, si chiamava Altes Rathaus, su un lato, forse lo vediamo, è preso dal punto, questa immagine dal punto in cui c'era l'Altes Rathaus, ma guardate questa lunga palazzata che corrisponde esattamente a quello che vedremo come il nuovo municipio di Monaco. Ecco, si comincia con un primo blocco, questo costruito da Schmidt negli anni 60-70, infatti vedete che assomiglia parecchio al municipio di Monaco, di Vienna, scusate, ma è poca cosa. Pochi anni dopo occorre raddoppiare, vedete, questo è il primo nucleo, è un'immagine del 1900 questa, il primo nucleo costruito ex novo, ripeto, da Schmidt, sul progetto di Schmidt, sostituendo le vecchie cortine. E poi pochi anni dopo, prima della Grande Guerra, l'edificio viene prolungato, raddoppia e abbiamo questa lunga quinta finto medievale, neomedievale, che costituisce il municipio di Monaco. La gran parte dei monacensi, così come i turisti che vanno a visitarlo, sono convinti che il comune di Monaco sia sempre stato lì, dal 1200 fino all'età contemporanea. Lo vediamo in pianta, dove si vede molto bene la divisione tra le due parti. Vedete una prima parte, quella
A destra, quella colorata credo in rosa, io ho qualche difficoltà con i colori, è rosa secondo voi? No. Poi un intermedio ampliamento, quello in azzurro, e infine il terzo ampliamento, il più grande, che sta sulla sinistra. Ecco, vedete, col terzo ampliamento viene introdotto una vera e propria sala consigliare, una great hall, come direbbero gli inglesi, che prima non c'era. A riprova del fatto che la parte elettiva e non soltanto la parte politica, diciamo, dell'amministrazione municipale è un fatto più recente, che non nasce con la municipalità stessa, ma a secondo dei periodi, in molti casi dopo la rivoluzione del 48, in altri casi come in Italia con l'unità italiana o anche più tardi, interviene a rendere il municipio anche una funzione di carattere politico rappresentativo, una sorta di imitazione di ciò che avviene a scala nazionale con le elezioni dei deputati. Ecco, vediamo molto bene, se lo guardiamo dall'alto ci accorgiamo che non è un edificio medievale. La cortina può darci questa impressione, al turista più sprovveduto può dare questa impressione, ma se lo guardiamo nel complesso capiamo molto bene che si tratta di un bâtiment civil non lontano da quelli che Blondel o Soufflot avevano disegnato nel secondo Settecento per le grandi funzioni pubbliche della Francia monarchica. E veniamo a Berlino. Berlino disegna dal nulla, c'è sempre di mezzo il nostro amico Schmidt che si è specializzato nella costruzione di municipi. Berlino non era un comune, Berlino nasce come città regale, come città del principe nel Seicento, è soprattutto un luogo di guarnigione militare e quindi qui c'è da inventare tutto, non c'è un luogo consacrato al comune. C'è però l'idea di realizzare qualcosa che ci ricordi un po' il Medioevo. Questo edificio, che sta nella parte orientale di Berlino, si chiama oggi Das Rote Rathaus, non si capisce se Rote, non si capisce se Rote, che vuol dire rosso, indichi il colore dei mattoni o il fatto che questo era il municipio di Berlino Est nella divisione. Berlino Ovest aveva un altro completamente diverso. C'è sempre la torre, c'è una grande sala consigliare e i berlinesi sono abbastanza orgogliosi di questo edificio, al punto da rappresentarlo in vari modi. Addirittura mi sono imbattuto in una cartolina che vi risparmio, dove c'erano i 5 luoghi più significativi di Berlino e c'era anche Das Rotes Rathaus. Ecco, vedete una pianta perfettamente simmetrica, come tutti i grandi bâtiment civil, e sullo sfondo, come a Vienna, la sala consigliare. Ecco un'immagine complessiva. Qui siamo negli anni 70-80, sono questi anni decisivi. E qui veniamo all'Italia. Ecco, in Italia il falso architettonico diventa moneta corrente, nell'idea di una continuità, ripeto, che non esiste tra il Medioevo e il periodo di cui parliamo. Si inventa una serie di edifici con i nomi più fantasiosi. Se elenchiamo i nomi con cui il palazzo comunale viene individuato nelle città ex comuni medievali, troviamo una gamma infinita. Io ho provato ad elencarli. Allora, Palazzo della Ragione, Palazzo Pubblico, Palazzo del Popolo, Arengo, Salone, Palazzo Pretorio, Palazzo Civico, Broletto, Palazzo di... Scusi? Ah, scusi, per leggere mi sono allontanato dal microfono, dove ero rimasto. Abbiamo nomi come Palazzo della Ragione, Palazzo Pubblico, Palazzo del Podestà, Arengo, Arengario, Salone, Palazzo Pretorio, Palazzo Civico, Broletto, Palazzo di Città. Tra l'altro ognuno di questi nomi indicava funzioni diverse. Il Podestà era un'altra cosa, il Podestà era un signore che veniva chiamato da fuori a dirimere le questioni, era in genere il responsabile della giustizia, come sarebbe oggi il procuratore generale, e si occupava anche del carcere. Quindi far coincidere il Palazzo Comunale col Palazzo del Podestà, come avviene in molti casi, è sbagliato, anche dal punto di vista storico. Allora guardiamo Ferrara. Ferrara è un caso interessante perché di fronte alla cattedrale c'erano 2 palazzi. Questo è il primo, appunto, questo si chiama Palazzo Comunale oggi, era uno dei tanti palazzi degli Estensi, anzi era il più importante prima che gli Estensi si trasferissero nel castello, ma aveva un aspetto completamente diverso. Guardatelo qua, questo è l'edificio sulla sinistra, nel momento in cui viene inaugurato il monumento a Savonarola, siamo nel 1875.
È un edificio vagamente rinascimentale, come è in effetti la parte interna dell'edificio, la corte, ma che non aveva nulla di medievale. La torre, la presenza di una torre, chiameranno torre civica, giustifica la restituzione ad un'immagine come questa. Di fianco c'è il Palazzo del Podestà, che era stato trasformato nel 1825-30, lo vedete qua, sono di fianco, che viene considerato un falso, viene percepito già nella seconda metà dell'Ottocento come un intervento fasullo che ha modificato. Quindi su questo edificio mano libera, e in effetti molto tempo dopo, addirittura nel secondo dopoguerra, questo edificio viene trasformato da Marcello Piacentini. Credo che sia uno dei pochissimi progetti che Marcello Piacentini firma dopo il periodo tra le due guerre, e prende questo aspetto. Ecco, lo vedete, che poi è il vero palazzo del comune. Le amministrazioni municipali hanno un disperato bisogno di ampliarsi, di creare uffici, di aggiungere di fronte a competenze che vengono di volta in volta aggiunte. Questo edificio è 1957, viene costruito sul sedime del vecchio palazzo del Podestà, che era stato, come abbiamo visto, trasformato nel primo Ottocento e poi, una volta percepito come falso, trasformato in questo modo. Quindi si fronteggiano due falsi, ma di epoca diversa e con intenti diversi. Ecco, vediamo dalla pianta del Bolzoni, che è del 1780, credo, vedete questa qua, questa è la cattedrale, questo è il palazzo comunale, quello che è stato radicalmente trasformato, e questo è il palazzo della Ragione, non del Podestà, che nel progetto del primo Ottocento era stato unificato, mi dimenticavo di dire, un'unica cortina. Ecco, li vediamo qua che si fronteggiano, il palazzo comunale e il palazzo della Ragione. Qua si vede niente, quindi inutile che ne parliamo. 1 e 1, 2. Questa è la famosa finestra, per chi si ricorda il film La lunga notte del 43 di Florestano Vancini, bellissimo film. Questa è la finestra da cui l'invalido assiste ad una serie di delitti. Ecco, vediamo il caso di Faenza. Mi sono concentrato su casi dell'Emilia Romagna, non solo perché li conosco bene, ma credo che tutti conosciate Padova e Treviso. Io potevo dire le stesse cose di Padova e di Treviso, dove vengono realizzati progetti di radicale trasformazione. A Padova viene mantenuto il salone svuotato e ben presto ci si accorge che il salone ha ben poca utilità, e vicino vengono costruiti degli edifici nuovi ma con l'aspetto medievale. A Treviso invece si procede a una totale ricostruzione della parte centrale. Ma guardiamo Faenza, che è un caso particolarmente interessante, perché a Faenza c'erano delle preesistenze importanti, o meglio, questo in origine era il palazzo comunale, che ormai non aveva più nulla di medievale. Il potere si era spostato sull'altro lato della piazza, il palazzo dei Manfredi. I Manfredi erano i signori di Faenza, e i Manfredi costruiscono tra 5 e 600 questo bel porticato. Si decide alla fine del Settecento di raddoppiare, di costruire il porticato anche su questo lato qua. Quindi la piazza, se voi andate a Faenza, avete questa bella piazza con un doppio colonnato. Il problema è che dietro il secondo colonnato c'è quello che resta del vecchio palazzo comunale, che di comunale non aveva più nulla. E piuttosto tardi, alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, si decide di ridargli il carattere medievale, però non si poteva distruggere il bel loggiato settecentesco. Quindi si lascia il loggiato come una specie di interfaccia tra la piazza e l'edificio, che viene completamente medievalizzato. Sul lato della piazza vediamo solo i merli e la parte sommitale, ma se andiamo sul retro vediamo questo falso medievale con queste polifore. Qui avete un'immagine di come era prima nel lato piccolo, e qui vedete il progetto che è dell'inizio del Novecento. Ci sono delle cartoline, delle immagini di fine Ottocento che ancora ci restituiscono un'immagine molto diversa. O Rimini, ecco, guardate cos'era la piazza principale di Rimini alla fine del Settecento, inizio dell'Ottocento. È lo stesso luogo, Viene prima trasformato, questa è la cosiddetta vecchia pescheria,
e poi viene costruito il Palazzo del Podestà. Una totale invenzione di cui però non c'è mai menzione. Se pigliate una guida, anche guide interessanti, affidabili come le guide del Touring Club, soltanto nelle ultime lezioni compare il dubbio che l'edificio è stato un po' rimaneggiato in un certo periodo. In realtà siamo di fronte ad operazioni di falso totale. Ma non mi interessa dare la patente del falso, dell'autentico, non è questo il problema. Voglio dire che la comunità si riconosce in questo tipo di operazioni. Il comune è qualcosa che è in netta continuità con un passato glorioso che è quello delle città autogestite. C'è anche una componente politica, intendiamoci, in tutto questo. Dietro questo c'è una sorta di rivendicazione nei confronti dello Stato centrale, uno Stato ipercentralista, perché l'Italia segue il modello francese, l'Italia unita è uno Stato ipercentralista, e tutti questi interventi invece parlano una specie di linguaggio locale e soprattutto si riferiscono ad una fase in cui le città erano indipendenti da Roma, detto molto banalmente e biecamente. Una strada che tra l'altro segue un altro edificio che nasce in quegli anni, la banca locale. Se voi guardate le facciate delle casse di risparmio, e anche qui parliamo di un'Italia centro-settentrionale prevalentemente, rivelano tutti la volontà di riferirsi ad un carattere architettonico locale. È uno studio che non è ancora stato fatto, ma sarebbe interessante fare uno studio comparato dei progetti di cassa di risparmio. Qui c'è Giorgio Crovato, che forse sarebbe particolarmente sensibile a questo tipo di argomento. O Mantova, anche il Palazzo del Podestà. Qui addirittura siamo alla fine degli anni 30, l'immagine che vedete in alto è del 1932 o 33. Oramai è una prassi consolidata che viene non solo validata, ma addirittura favorita dalle sovrintendenze locali. Nel frattempo è stato costruito un sistema di salvaguardia, ma il sistema di salvaguardia ritiene che questi edifici debbano essere restituiti al loro originale carattere medievale. Peccato che il Medioevo non ci abbia lasciato un disegno, non ci abbia lasciato una pianta, non ci abbia lasciato niente su cui fondare questo tipo di intervento. Ma l'apoteosi di questo tipo di intervento è Bologna, la piazza Maggiore, piazza decantata, piazza molto bella, dove oltre la facciata non finita di San Petronio ci sono quasi due lati completamente inventati da un personaggio di grande interesse che si chiama Alfredo Rubbiani, un notaio con la passione dell'architettura, pensate un po', quel signore seduto, il quale, per dirne una, nel 1870 si arruola come volontario durante la presa di Roma per combattere con i pontifici, combatte dall'altra parte, credo che sia uno dei rari casi. Infatti era un uomo che riteneva di vivere, lo dice lui stesso, di vivere in un'età sbagliata, che non era la sua, guardava al passato come un'età mitica, e alla fine dell'Ottocento, avvallato da personaggi autorevoli come Giosuè Carducci, come Corrado Ricci. Giosuè Carducci lo conoscete tutti, Corrado Ricci forse no, ma Corrado Ricci è il padre del sistema di tutela italiano, è stato il direttore dell'Antichità e Belle Arti per 20 anni in una fase cruciale. Avvallato da Carducci e da Ricci, Rubbiani compie questo è un suo disegno, e vedete che è un disegno del primo del Novecento, da come sono vestite le signore, no? Mentre gli uomini vestono sempre alla stessa maniera, i vestiti delle signore ci dicono molto dell'età in cui la foto, il disegno viene ripreso. Ecco, vedete queste fantasmagorie medievali che prima così Rubbiani disegna en passant e poi un po' alla volta diventano progetto. Questo è il cosiddetto Palazzo del Podestà, la parte retrostante. Qui lo vediamo in una immagine precedente all'intervento. Cosa fa Rubbiani? Cambia completamente i lati e la parte retrostante del Palazzo del Podestà, quello che vedete qua. Vedete a destra c'è il porticato cinquecentesco che viene lasciato così com'è, un po' come è stato fatto a Faenza. Quello di sinistra è il lato che dà sulla via Emilia, per chi conosce un po' Bologna. Questo è l'altro lato, vedete, si vede il porticato sull'altro lato, dove si inventa tutto, torri, scale, trifore, una vera e propria fantasia.
30 anni fa è stata fatta una mostra a Bologna, da cui provengono questi disegni, dove il povero Rubiani è stato trattato come un criminale, praticamente accusato di ogni tipo di nequizia e di falso, ma ripeto, non è un'operazione soltanto del signor notaio Rubiani, era un'operazione corale che esprimeva la volontà di un'intera comunità, questo va sottolineato. Ma questa mania bolognese di tornare al Medioevo poi si diffonde tutto attorno, c'è una corona di paesi, cominciare da Vergato, un paese di 7.000 abitanti dell'Appennino, che ricostruisce completamente il suo municipio. Qua lo vedete, e la montagna meriterebbe un discorso a parte, perché in montagna, di fronte al problema di un uso comune dei pascoli, uso delle acque, cioè uso comune di risorse limitate, da tempo esistevano edifici che si chiamavano Casa delle Regole, piuttosto che Casa da Comune e via dicendo, e li troviamo spesso. Ma guardate il passaggio benedicente anche qui Carducci e Corrado Ricci al nuovo municipio di Vergato. Credo che restino soltanto alcune patere, alcuni stemmi in pietra che c'erano prima e che ritroviamo dopo. Guardate la proporzione con la chiesa vicina. Ma per sottolineare questo salto tra un'Italia centro-settentrionale consapevole di questa eredità comunale e il resto d'Italia, voglio citare l'esempio di Napoli. A Napoli il municipio non ha nessuna pretesa di collegarsi alla storia medievale. Il cosiddetto Palazzo San Giacomo, che sentiamo nominare spesso, è in realtà una palazzata che era stata costruita prima dell'Unità d'Italia per realizzare una serie di ministeri borbonici. Infatti si chiama Palazzo dei Ministeri, prima di diventare sede del comune, ma faceva parte, lo vedete qua, di un complesso urbano di cui abbiamo già parlato a proposito del Teatro San Carlo. Vedete, questo è il Palazzo Ducale, la nuova piazza del plebiscito Foro Regio, la galleria che sarà costruita a fine dell'Ottocento e qua in fondo alla nuova piazza il Palazzo dei Ministeri che viene trasformato in municipio dopo l'annessione all'Italia. Ecco, vediamo, questa è una rara fotografia del momento in cui viene ultimato il progetto, 1855 mi pare. Questo è il progetto stesso e lo guardiamo in pianta. Vedete, in realtà è una cortina edilizia che nasconde una serie di funzioni di edifici diversi. Questo è il primo e questo è il dopo. Troviamo una serie di corti interne destinate a uffici, ancora la chiesa di San Giacomo e addirittura la sede della questura, c'è scritto da qualche parte. Ma attenzione, io ho parlato di questo riferimento al Medioevo ricorrente, ci sono casi come quello di Milano dove si fa un'altra scelta. Anche qui siamo nel campo dell'invenzione, della quasi invenzione, ma a Milano, un po' come a Napoli, ma forse ancora più che a Napoli, prevalgono delle decisioni, delle scelte di carattere urbano o urbanistico. Abbiamo visto l'altra volta, scusate, poi torniamo indietro, ecco questa immagine, Milano nel passaggio tra prima e dopo l'Unità d'Italia decide di costruire una specie di urban core, come direbbero gli inglesi, che è costituita dalla nuova piazza del Duomo, la galleria e la nuova piazza della Scala, il Teatro della Scala e di fronte la sede comunale. Si sceglie un palazzo malinarnese, Palazzo Marino, ma poteva chiamarsi anche in tanti nomi perché il signor Marino era uno sciagurato che si perse al gioco l'edificio, poi passò anche al padre della monaca di Monza, dell'Eiva si dice, non so se la cosa è comprovata. E badate bene che Milano aveva un'area consacrata dalla storia, un'area dove il vecchio comune di Milano aveva costruito le sue istituzioni, era la piazza Mercanti, che vedete qua. Dov'è? La Piazza Mercanti resta come una specie di enclave isolato, ancora oggi se ci passate vi prende la tristezza. Pensate, quando io sono cresciuto a Milano, come forse sentite dal mio accento, quando ero bambino c'era il mercato delle cicche, per dirvi la centralità di questo. Le cicche erano i mozziconi, i barboni, come si chiamano a Milano, non so se si possa dire ancora, se è politically correct. I barboni raccoglievano con una specie di bastone che aveva un ferro in fondo, non so se avveniva anche a Venezia, raccoglievano i mozziconi,
li portavano in questo orrido mercato dove venivano poi riciclati. Mi ricordo questi, si chiama trinciato marciapiede, quello che veniva. E c'era sempre il sospetto che le sigarette di contrabbando in realtà fossero fatte col trinciato marciapiede. Infatti un mio compagno di liceo trovò un pezzo di buccia di mortadella dentro una Marlboro, forse ad avvalorare questa idea. Comunque, per dirvi che resta un luogo remoto, off limits, che non partecipa della centralità dei luoghi che invece vertono sull'asse Piazza Duomo, Piazza della Scala. Però anche qui siamo nel campo del falso, perché in realtà Palazzo Marino era così al momento in cui si crea la piazza della Scala, cioè c'erano alcuni reperti che appartenevano all'edificio cinquecentesco attribuito a Galeazzo Alessi, non era un edificio di poco conto. Vedete la parte, lo spigolo, alcune parti del bugnato del piano terreno, e c'erano documenti, immagini come questo qua che vediamo. Scusate, qui sto andando in papa. No. Oh, mi arriva oramai poco sangue al cervello, poco ossigeno al cervello. Quello è il problema. Vediamo. No, andiamo prima. Prima ancora. Ecco, guardiamo questa immagine. Ecco, questa immagine che si rifà, siamo nel 600, c'è la chiesa dei Gesuiti, chiesa di San Fedele, e accanto alla facciata di Palazzo Marino. Se pensate a Palazzo Marino oggi dite, beh, è una riproduzione fedele, in fondo filologica. No, ma questo era il fronte, e oggi questo è il retro di Palazzo Marino, perché il fronte è su Piazza della Scala, quindi viene completamente girato, e in realtà non si tratta di un quadrilatero con una corte interna come era in origine, secondo quanto Guidarelli ci ha ben illustrato parlando del palazzo, ma il comune, la sede del Comune di Milano diventano due edifici lineari, due stecche, come direbbero gli architetti, uniti dalla sala consigliare. Quindi qualcosa che non ha niente a che vedere col vecchio Palazzo Marino o De Leyva, tranne la facciata. Facciata però, come vi dico, rovesciata. Ecco, vedete, questo è il fronte oggi, ma che dà su Piazza della Scala. Questo è il fronte vecchio, questo è il precedente, questa è un'immagine del 45 dopo la guerra, ma si vede bene la struttura, il telaio di Palazzo Marino. Ecco, tutto questo è inventato, non c'era, non era stato eliminato dalla storia. La sala delle udienze, dove i sindaci di Milano fanno le conferenze stampa e di cui sono orgogliosissimi, è un'invenzione dell'architetto Luca Beltrami nel 1890-92. Contemporaneamente stava ricostruendo il castello sforzesco di Milano, quindi non c'erano pregiudiziali stilistiche. Un neomedioevo per il castello sforzesco, questo 500 filologico ben fatto per la sala delle udienze. Ma veniamo a quella che oggi si chiama Piazza dei Mercanti, era il centro della Milano comunale e diventa, come vi ho detto, una specie di appendice morta, come è tutt'oggi. C'erano tutte le premesse per cui si compissero operazioni simili a quelle che abbiamo visto a Mantova, a Faenza. Tra l'altro c'era una preesistenza che era rimasta abbastanza intatta, salvo questo il Palazzo della Ragione, o Palazzo Pretorio, salvo che nel 600 costruiscono un terzo piano. Terzo piano che viene lasciato, questa è la loggia degli Osi che viene restaurata, questa è l'immagine oggi, vedete il Palazzo della Ragione è in parte restaurato, dopo lunga discussione si decide di lasciare la sopraelevazione seicentesca, ma comunque questo è un luogo morto, come vi ho detto, non c'entra con la vita comunale. Ecco, guardate allora la situazione del centro di Milano prima che si decidesse di costruire il sistema Piazza Duomo, Galleria, Piazza della Scala. C'erano alcuni poli che sono riconoscibili, vedete la Piazza dei Mercanti, quasi una Plaza Mayor spagnola, un inserto quadrato nel tessuto, la Piazza del Duomo che aveva una forma diversa, questa era Santa Margherita demolita, e qui vedete la Piazza San Fedele con il fronte del Palazzo Marino. Questa era la Scala, ma che non aveva piazza. Quindi viene a costituirsi questo sistema che secondo me determina la decisione di collocare lì la sede comunale di Milano, anche se non ci sono premesse di carattere storico.
Ecco, qui vediamo bene il carattere che il nuovo palazzo assume, cioè 2 edifici in linea che contengono uffici uniti dalla sala consigliare. Questa è la nuova piazza della Scala. E qui ho finito e vi ringrazio per l'attenzione.